Questa è la sera in cui Gesù anticipa la sua passione e morte, in cui si fa nostro cibo e bevanda e si consegna nelle mani dei suoi apostoli, perché la sua presenza continui di generazione in generazione. È la sera in cui il Signore ci dimostra cosa significhi amare fino a dare la vita. Egli, ancora oggi, si fa prossimo alla nostra comunità, a ciascuno di noi, perché anche noi ci facciamo prossimo di ogni fratello. Vi ho dato un esempio, ci ripete, perché così facciate anche voi in memoria di me. Accogliamo infine questa sera gli oli santi che il Vescovo Corrado ha benedetto nella messa crismale di questa mattina. L'olio del crisma che consacra a Dio, l'olio dei catecumeni, segno della forza di Dio nel combattimento contro il male, l'olio degli infermi che guarisce e salva i malati. Iniziamo la celebrazione con il canto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. E con il tuo spirito. Cari confratelli sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate, fedeli tutti, celebriamo questa sera la messa in cena Domini, così viene tradizionalmente chiamata, perché ci riporta alla ultima cena che Gesù fece con i suoi apostoli prima di morire in croce il Venerdì Santo, come è stato richiamato nell'introduzione. Noi viviamo questa celebrazione con riconoscenza per il dono che il Signore Gesù ci ha fatto della Santa Eucaristia, che ricorderemo e ascolteremo nelle letture, e per l'amore con cui Egli si donò fino alla fine. Con riconoscenza quindi e anche con pentimento, proprio perché di fronte all'amore del Signore ci ritroviamo sempre poveri e mancanti, iniziamo la messa chiedendo che il Signore purifichi i nostri cuori, li renda più pronti e disponibili all'incontro con Lui nella Sua parola e nel pane di vita. Signore Gesù, tu che spezzi il tuo corpo per noi e ce lo offri come pane di vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo Gesù, tu lavi i nostri peccati nel torrente di grazia che sgorga dal tuo costato aperto. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Signore Gesù, tu ti fai nostro servo e ti chini su di noi con amore per ricordarci la dignità perduta con il peccato. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Secondo l'antica usanza, campane e organo tacciono in questi giorni che ricordano la morte e sepoltura del Signore. Risuonino un'ultima volta insieme alle nostre voci per cantare la gloria di Dio. Poi taceranno fino all'annuncio della risurrezione. Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te.
gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Filii unigenit, Iesu Christe, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patri. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore. Fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima di iniziare la liturgia della parola, gli oli santi vengono ora portati presso il luogo della loro custodia. Ci disponiamo ad ascoltare e accogliere ancora una volta la Scrittura, in cui il Signore ci promette ciò che nell'Eucaristia ci dona. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno.
Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui 2 stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta io vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane
e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, Signore. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Gloria a te, Signore. Signore, sia nel tuo cuore e nelle tue labbra perché tu possa proclamare degnamente. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. È con queste parole che l'Evangelista Giovanni introduce i 5 capitoli dedicati all'ultima cena di Gesù. Ben 5 capitoli, dal 13 al 17. Questi capitoli si aprono proprio con questo episodio strano e straordinario che è la lavanda dei piedi, che viene anticipata con quelle parole: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Come ben sappiamo, San Giovanni non racconta l'istituzione della Eucaristia, di questo pane che Gesù dona ai suoi discepoli consegnando loro il suo corpo, anzi addirittura la sua carne, così dice il quarto evangelista. Giovanni ne aveva parlato nel capitolo 6 del suo Vangelo, il grande capitolo del pane di vita. Durante l'ultima cena, pur dedicandovi ben 5 capitoli, Gesù non parla più dell'istituzione dell'Eucaristia, ma ne rappresenta e ne descrive il senso profondo, e lo fa proprio con questo episodio, con questo racconto della lavanda dei piedi. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ebbene, Gesù attua queste parole anzitutto donando loro il suo corpo e il suo sangue, in segno della comunione unica e straordinaria che intende stabilire con i suoi discepoli, ma anche come segno e attuazione della nuova ed eterna alleanza promessa dai profeti. Abbiamo sentito le parole: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, quella promessa dai profeti, in particolare da Geremia. Ecco, io farò io stesso un'alleanza nuova, visto che quella antica non siete stati capaci di attuarla. E questa alleanza si compie nel sangue di Gesù. Tutto questo ci viene raccontato, come abbiamo appena ascoltato, da San Paolo, il quale dice di trasmettere ciò che a sua volta aveva ricevuto. Proprio in maniera molto accurata: trasmetto ciò che a mia volta ho ricevuto. Gesù ama dunque i suoi fino alla fine, anzitutto distribuendo ai suoi discepoli il pane e il vino della cena, che diventano segno e realtà nel suo corpo e nel suo sangue donati. Quel corpo e quel sangue che egli avrebbe consegnato al Padre e ai fratelli il giorno successivo appeso sulla croce. Ma il significato di questo corpo e sangue donati nei segni del pane e del vino è quello di un amore che si china a servire, che si dedica totalmente a prendersi cura del fratello. Ecco allora il significato della lavanda dei piedi. Gesù ama i suoi fino alla fine, donando il suo corpo e sangue e chinandosi a lavare i piedi ai suoi discepoli per dire cosa significa il dono della sua vita, cosa significa il dono di quel pane e di quel vino. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come ho fatto io. Nessuno, penso, proprio nessuno può rimanere indifferente davanti a questo duplice e impressionante gesto di amore che Gesù compie. 2 gesti, quello del pane e del vino consegnati in dono e quello della lavanda dei piedi, 2 gesti che si fondono in un unico significato. Un amore di comunione
fino alla fine, fino all'ultimo. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, sino al punto di donare se stesso incondizionatamente. Che questo gesto sia bello e straordinario, siamo tutti d'accordo, ma nello stesso tempo ricordiamoci che è un gesto che non sempre è facile accettare. Già accettare non è facile, tanto più poi continuarlo e attuarlo anche noi, ma già accettarlo. La reazione di Pietro è significativa: non voglio che tu mi lavi i piedi, che potremmo parafrasare, non voglio essere amato fino a questo punto, perché mi rendo conto che mi si apre un debito che io devo onorare e non sempre avrò la voglia di farlo. Di fronte a un amore così grande, noi non possiamo semplicemente rimanere passivi, ricevere passivamente. Ci sentiamo tanto o poco in debito, impegnati cioè a onorare questo debito, a corrispondere a un dono così grande, e non sempre siamo disposti a farlo. Non sempre siamo disposti a farlo. E quello che è più significativo è che Gesù non intende che noi ricambiamo questo amore amando esclusivamente Lui. Non vuole chiuderci in un rapporto esclusivo con Lui, ma immediatamente ci rinvia ad amare i fratelli. Questo è il mio comandamento, che vi amiate tra voi come io vi ho amato, dirà poco dopo. Non dice che amiate me come io vi ho amato, ma dice che vi amiate tra voi come io vi ho amato. Per certi aspetti potrebbe essere più facile se Gesù ci dicesse che amiate me, tanto non si vede, non si tocca. No, è molto più impegnativo quando questo amore che Egli ci dona, noi siamo chiamati a donarlo ai fratelli, a tutti i fratelli, specialmente quelli più bisognosi. Ed è questo che a volte è molto difficile. Già è difficile accettare l'amore gratuito così grande del Signore. Indubbiamente molto più difficile è attuarlo anche noi, fare anche noi quello che ha fatto Lui. Addirittura a volte ci può sembrare, diciamolo pure, impossibile. Ci può sembrare impossibile. È per questo che noi abbiamo bisogno di nutrirci di Gesù, di stabilire con Lui una comunione vitale, totale, per essere capaci di uscire da noi stessi allo scopo di amare i fratelli come li ha amati Lui. Comprendiamo allora che quei due gesti sono profondamente uniti. Il significato è quello di metterci a servizio, prenderci cura dei fratelli come ha fatto Gesù, lavarci i piedi reciprocamente. Ma io non sarò mai capace. Ti aiuto io, diventando alimento della tua vita, pane di vita, vino di salvezza. Se ci pensiamo, quella croce di cui parla Gesù quando dice: se uno vuole essere mio discepolo, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, quella croce che noi siamo chiamati a portare al seguito di Gesù è proprio questa. Certo, è croce anche dover fare i conti con le fatiche, le prove, le tribolazioni della nostra vita, della nostra salute, del nostro lavoro, ma la croce più dura è soprattutto vivere le relazioni nel modo con cui Gesù le ha vissute, diciamocelo francamente. Cioè uscendo da noi stessi, donandosi giorno dopo giorno, perdonando, servendo, lavando cioè i piedi ai nostri fratelli. Abbiamo bisogno che qualcuno ci dia un aiuto per farlo. Da soli difficilmente riusciremo a farlo, o al massimo lo faremo qualche volta, ma poi scatta immediatamente una reazione, ecco, che è dei bambini, ma si produce anche negli adulti. Sempre a me tocca.
Chi me lo fa fare? Signore, grazie per il dono che ci hai fatto, di lavarci i piedi, di dare la tua vita per noi, di darci il tuo corpo e il tuo sangue perché possiamo percorrere questa stessa strada. Aiutaci con la forza del tuo spirito a mettere in pratica quell'indicazione così precisa che ci hai dato. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come ho fatto io. Sostienici e aiuta la nostra povera e fragile volontà a corrispondere a quanto tu ci hai donato e ci hai mostrato con il tuo esempio. Fratelli e sorelle, giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore nell'umile gesto della lavanda dei piedi e nel dono supremo dell'Eucaristia. Apriamo il cuore ad accoglierne la sovrabbondante grazia. Preghiamo insieme e diciamo: apri, Signore, il nostro cuore. Apri, Signore, il nostro cuore. Per il popolo cristiano, nel gesto di Gesù che lava i piedi ai discepoli, riconosca l'inesauribile ricchezza dell'amore del Padre. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per il Vescovo, i presbiteri e i diaconi della nostra Chiesa, vivano il loro ministero come servizio e dedizione senza limiti. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per i cristiani ancora divisi, il memoriale della Pasqua faccia risuonare l'ardente preghiera per l'unità che Cristo ha innalzato al Padre. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per gli uomini prigionieri dell'avidità e della violenza, riscoprano che il Signore si è offerto al Padre per tutti e intraprendano la via del servizio e della carità. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla mensa eucaristica, ci sia dato di condividere anche i beni di questo mondo con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. O Dio, grande nell'amore, che nell'ora della passione del tuo Figlio ci chiami a condividere la sua Pasqua, rendici degni di essere eredi e commensali della gloria nel banchetto eterno per Cristo nostro Signore. Inizia ora la liturgia eucaristica. Questa parte della celebrazione è tutta ritmata sui gesti che Gesù ha compiuto nell'ultima cena. Accompagniamo questo momento con il canto Dov'è carità e amore.
sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Sentiamoci fratelli e la gioia diffondiamo. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio si compie l'opera della nostra redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza
e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. In nomine Domini, Osanna in Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale il Signore nostro Gesù Cristo fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri Pietro, Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono,
Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi, per i loro meriti e per le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui il Signore nostro Gesù Cristo consegnò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, o Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo Angelo Santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Donna loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace.
anche a noi tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro, Signore tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alle nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo per Cristo nostro Signore. Si formerà tra poco la processione per la traslazione del Santissimo Sacramento presso la cripta, dove potremo sostare in preghiera fino alla liturgia della Passione del Signore domani pomeriggio alle ore 15. Per la processione precederà la croce e i ministri e il Vescovo con il Santissimo Sacramento. Rimaniamo fermi nei banchi. Prepariamo il canto Genti tutte che accompagnerà questo momento di preghiera e di contemplazione.
sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento.